600 lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala, ritirata la decisione della multinazionale svizzera di chiudere lo stabilimento, l'annuncio dell'amministratore delegato al termine dell'incontro convocato al Mise. Il Comune di Venezia non concederà alcuna deroga ai residenti delle isole. Da lunedì per salire in Vaporetto sarà necessario il Super Green Pass. L'assessore alla mobilità Boraso è categorico e invita tutti a vaccinarsi. Scuola si allarga il fronte contrario alla ripresa di lunedì dopo i presidi che chiedono a Draghi la DAD fino al 31 gennaio. Appello dell'Ordine dei Medici per posticipare l'inizio. Zaia sarà caos. 150.000 i veneti over 50 che dovranno vaccinarsi per effetto del decreto. Accesso libero in tutte le ULSS per favorire l'immunizzazione. Partita da Dolo una marcia di Novax contro l'obbligo imposto dal governo. Stamane al Lido commozione e lacrime per i funerali della più giovane vittima di Covid in Veneto, palloncini bianchi per la piccola Laura. Il parroco: stiamo uniti in questo momento di dolore. Sono accusati di rapine e aggressioni tra la stazione ferroviaria di Mestre e Corso del Popolo. 8 persone identificate e denunciate dalla polizia. Attacco informatico ai siti del Carnevale di Venezia. I pirati informatici hanno anche avanzato la richiesta di un ipotetico riscatto in Bitcoin, ma nulla è stato pagato. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, lo avete sentito anche dai titoli. Apriamo con una buona notizia per quanto riguarda la Speedline di Santa Maria di Sala, perché la multinazionale svizzera ha revocato la chiusura. Più di 800 lavoratori possono ora tirare un sospiro di sollievo. Ora si apre una seconda fase, quella del rilancio dell'azienda con un piano industriale sostenibile. Non è ancora la soluzione definitiva, ma sul futuro della Speedline di Santa Maria di Sala e degli oltre 800 lavoratori tra diretti e indiretti che seguono la vicenda col fiato sospeso si apre un grosso spiraglio di luce. All'incontro convocato dal Mise in videoconferenza, alla presenza dell'amministratore delegato e del responsabile finanziario del gruppo Ronal, delle istituzioni locali e dei sindacati, è arrivata la notizia che permette di aprire una trattativa per il rilancio del sito. La multinazionale Ronal ha accolto le richieste sindacali di revocare la decisione del Consiglio di amministrazione di chiudere lo stabilimento di Santa Maria di Sala e di delocalizzare la produzione. La revoca pone le basi per la seconda fase, il mantenimento delle produzioni e la garanzia dell'occupazione a Santa Maria di Sala. L'amministratore delegato della Ronal ha comunicato che Speedline ha ricevuto dal gruppo circa 250 milioni di euro nell'ultimo decennio e al momento perde 1 milione di euro al mese. Lo stesso gruppo Ronal è in una situazione finanziaria non ottimale, ragione per cui non potrebbe più sostenere le perdite dello stabilimento di Tabina. Abbiamo la necessità ora di costruire il secondo tempo di questa partita, quindi scendere in campo e cominciare a trattare con il gruppo Ronal a un tavolo tecnico in cui costruire quella che è un'ipotesi industriale diversa dalla chiusura, diversa dalla cessazione del gruppo. Il sindaco di Santa Maria di Sala, Nicola Fragomeni, resta convinto che questa partita si può vincere tutti assieme con un tavolo nazionale e che la strada intrapresa è quella giusta. Si augura una soluzione della vicenda in tempi rapidi il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro. Ci possono essere momenti di crisi, si possono superare, ovviamente siamo qui proprio per questo. Penso che il governo debba fare la sua parte. Chiedo che il Ministero sia sempre presente perché questa, ripeto, è una condizione ineluttabile. Cioè il governo, io ne ho parlato anche con 2 o 3 ministri, deve fare la sua parte. Se ci sono fondi o risorse dal punto di vista della nuova legge finanziaria bisogna metterle a disposizione. Da lunedì scatta l'obbligo di Super Green Pass anche per salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblici e il Comune di Venezia non concederà alcuna deroga ai residenti delle isole. L'assessore alla mobilità Boraso è categorico e invita tutti a vaccinarsi. Bisogna dar atto che c'è un decreto e noi abbiamo come istituzioni l'obbligo di applicarlo, punto e basta. La città di Venezia applica in maniera chiara e precisa quella che è il decreto e ciò che è previsto dal decreto. Il decreto prevede il Green Pass rafforzato, quindi che bisogna avere il vaccino, e la cittadinanza si deve adeguare. Nessuna deroga, nessuna eccezione. Renato Boraso, assessore alla mobilità del Comune di Venezia, è categorico di fronte alla possibilità che si possa salire su un vaporetto senza Super Green Pass, come è disposto dal governo per chi utilizza i mezzi pubblici.
Venezia è chiaro che vive una situazione particolare, Venezia insulare, nel senso che chi è senza Green Pass a quel punto non può più muoversi dall'isola in cui si trova se non ha... Si deve vaccinare, si deve vaccinare. La gente si deve vaccinare. O hai un motivo sanitario molto preciso, perché basta con queste panzane. Quali sono i motivi per non vaccinarsi? Non ci sono i motivi per non vaccinarsi in questo momento. E cosa devo fare? Un servizio pubblico per i non vaccinati? Ma stiamo scherzando? Ma non esiste, non esiste. Ognuno si prende la... Perché avesse iniziato magari il percorso vaccinale in attesa magari attende, poteva finirlo prima, intanto c'è un lasso di tempo tecnico, per carità, prendiamo atto, ma non posso, la legge è legge, il decreto diventa esecutivo, ognuno si adegua, d'accordo? Quindi è inutile, altrimenti esistono anche i mezzi privati. La normativa entrerà in vigore lunedì. Per chi abita a Lido, a Pellestrina, a Murano o a Burano non ci sono alternative al trasporto privato, in attesa di aver conseguito un ciclo vaccinale completo per poter salire su un vaporetto o su una motonave. Qualcuno vorrebbe che cosa? Il vaporetto A, vaccinati, vaporetto B, non vaccinati, vaporetto C, no Green Pass, ma stiamo scherzando? Ma io mi domando, io sono preoccupato, le persone si devono vaccinare, ma non perché lo vogliamo noi, ma per la loro salute, perché io mi preoccupo di queste persone. Veniamo adesso alla situazione dei contagi e dei ricoveri in Veneto, illustrati oggi nel corso della conferenza stampa del presidente Zaia. Sono 1680 i pazienti Covid attualmente ricoverati negli ospedali della regione. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 19%, al 20% in area medica. Zaia però è anche intervenuto sui temi contenuti nel nuovo decreto legge del governo a partire dalla scuola. Il problema grosso non è l'apertura della scuola, è la gestione di tutto quello che è la fase di testing e di screening, che è una roba paurosa, cioè ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla. Lapidario il commento del presidente del Veneto Zaia sulla riapertura delle scuole, in programma il 10 gennaio con le nuove regole introdotte dall'ultimo decreto del governo. Da lunedì alcune scuole riapriranno, altre saranno in DAD, dice il governatore. Il caos dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto il primo tampone, poi a 5 giorni un altro tampone. Al coro di voci che chiede di rinviare l'apertura delle scuole si aggiunge ora anche il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che propone di posticipare la ripresa in presenza delle lezioni recuperando poi a giugno. Nei giorni scorsi era stato un gruppo di presidi italiani, attraverso una lettera indirizzata al governo, a chiedere che dopo le vacanze di Natale si riprendesse con la didattica a distanza fino alla fine di gennaio. E a quelle famiglie che in tal senso vorrebbero un intervento del Presidente della Regione, Zaia risponde così. Se oggi prendessi la decisione di aprire le scuole, di chiudere le scuole, dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. C'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere le scuole. Per il governatore, con gli attuali numeri dei contagi è necessario rivedere le procedure. Sia doveroso pensare di modificare la definizione di caso e cominciare ad avere un altro e diverso atteggiamento rispetto a coloro che sono asintomatici positivi. Intanto ci sono due novità sul fronte vaccinazioni. La prima si rivolge ai 150.000 over 50 non immunizzati coinvolti nel nuovo decreto che prevede per questa fascia d'età l'obbligo vaccinale e per chi lavora l'obbligo di Super Green Pass. Avranno la possibilità o di prenotarsi, e ci sono slot liberi nelle agende vaccinali in tutte le aziende, oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi. La seconda novità riguarda invece la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Domenica c'è un open day dedicato a questa fascia di età con accesso diretto in tutto il Veneto. Tanta commozione questa mattina al Lido di Venezia per i funerali di Laura, la bimba di 3 anni, prima vittima di Covid in Veneto in età pediatrica. Continua intanto la raccolta fondi per dare un piccolo segno di vicinanza concreta alla famiglia della piccola.
Palloncini bianchi hanno spiccato il volo per ricordare la piccola Laura. Così è stata salutata questa mattina Laura Condrea, un angelo di appena 3 anni volato in cielo, come hanno ricordato gli amici presenti al funerale, prima vittima di Covid in Veneto in età pediatrica. La bimba, di origine moldava, è morta la notte di Natale all'ospedale di Padova ed era affetta da una grave malattia degenerativa. I funerali sono stati ospitati nella chiesa di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. La famiglia per il funerale ha scelto il giorno del Natale ortodosso, che si celebra proprio oggi, proprio per portare in questo momento di grande dolore, portato sempre e comunque con dignità e esempio di attaccamento alla famiglia, un segno di speranza. Le limitazioni imposte dal Covid non hanno impedito in molti modi una partecipazione molto sentita, fino al piazzale esterno della chiesa. Di grande dolore ha parlato padre Dimitri nell'omelia, facendo poi riferimento al senso di comunità moldava, per riuscire a stare uniti e essere vicini alla famiglia in questo momento. Una tragedia che ha colpito non solo la comunità moldava di Venezia, ma tutta l'isola, che in tanti modi ha cercato di far sentire in queste ore la sua vicinanza. Dopo la celebrazione, il piccolo feretro in una bara bianca è stato accompagnato al cimitero di San Nicolò per la sepoltura. Prosegue intanto la raccolta fondi promossa in forma anonima e intitolata Reali di Laura, che continuerà fino a lunedì 10 gennaio per portare un segno di vicinanza concreta alla famiglia. L'obbligo di vaccinazione di Super Green Pass per gli over 50 al centro della marcia che dovrebbe arrivare a Roma, partita da Dolo in provincia di Venezia, giunta poi in tarda mattinata ai confini con Padova, ma qui c'era la polizia. Forza, forza, ci si sveglia! Si può? Non è difficile. Buongiorno a tutti. Svegliatevi. Svegliatevi chi guarda sto video. Si deve reagire alle ingiustizie. Si deve smettere di fare queste cose. Reagisce così una dei partecipanti alla Marcia per le Libertà, iniziativa dell'ex magistrato triestino Paolo Sceusa, dopo che la polizia padovana l'ha fermata all'altezza dell'Ungargine Rovetta, nella periferia della città del Santo. Come noi, la gente come noi non molla mai. In circa un centinaio, tra loro anche il portuale triestino Stefano Puzzer, sono partiti questa mattina da Dolo nel Veneziano per una marcia che dovrebbe arrivare a Roma. Una marcia, non una manifestazione o un corteo, espediente linguistico che però il questore di Padova Antonio Sbordone ha ritenuto superfluo, mandando uomini e mezzi per disperdere i manifestanti. Gli uomini della questura hanno intercettato i marcianti prima al confine tra Noventa Padovana e Stra, identificandone 20. I camminatori si sono poi sparpagliati per ricomporsi prima di percorrere il percorso arginale a Noventa Padovana. In zona industriale un'ulteriore parcellizzazione fino al blocco di Lungargine Rovetta. In tutto circa una trentina di partecipanti sono stati identificati. La loro posizione e quella dell'organizzatore sono ora al vaglio delle forze dell'ordine per la violazione delle norme anti-Covid. In una decina sono arrivati poi nella zona di Prato della Valle. Domani riprenderà la marcia in direzione Vicenza. Come accade in tutto il Veneto, anche per la parte orientale, la maggior parte dei ricoverati per Covid è composta da pazienti non vaccinati. Tra loro c'è anche chi tenderebbe a rifiutare le cure. Il caso di un paziente anche giovane che rifiutava di essere intubato pur essendo in forte difficoltà respiratoria, però alla fine ha accettato di essere intubato quando proprio era in estrema difficoltà. Non sono tantissimi, ma anche nell'azienda sanitaria del Veneto orientale si stanno registrando casi di pazienti che tenderebbero a rifiutare le cure. L'ultimo bollettino qui conta 400 positivi. È un buon dato perché la tendenza di questi giorni viaggia tra i 700 e i 900 nuovi casi al giorno. Il sistema sanitario è sotto pressione ma regge, dice il direttore generale dell'ULS 4 Mauro Filippi, perché grazie ai vaccini ci sono meno ricoveri.
ricoveri, 52 in malattie infettive, di cui il 65% non vaccinato, e 3 in terapia intensiva, tutti non vaccinati. La maggior parte dei pazienti che arrivano in pronto soccorso con problematiche respiratorie non sono vaccinati, così come, ma l'ho anticipato, oggi i Covid positivi in terapia intensiva sono tutti non vaccinati, il che conferma che chi non si vaccina è fortemente esposto non solo al rischio di ammalarsi, ma è esposto al rischio di ammalarsi in maniera seria, grave, e quindi anche esposto alla possibilità di morire. Purtroppo, nonostante i progressi della medicina, entrare in terapia intensiva non significa necessariamente uscirci, e i ricoveri in area critica per Covid hanno riguardato anche persone di 35-40 anni. Il vaccino si è rivelato il metodo più efficace soprattutto per contenere il numero di casi più gravi. Ecco perché, secondo Filippi, i nuovi provvedimenti restrittivi rappresentano un passo avanti verso un ritorno alla normale attività della macchina sanitaria. La sanità non si è mai fermata, ha lavorato anche per il Covid oltre che per tutto il resto, quindi ribadisco, credo che questa stretta sia opportuna e ci consenta di avere una prospettiva un po' più serena per il futuro prossimo. Siamo alla cronaca, sono accusati di rapine tra la stazione e Corso del Popolo, 8 persone denunciate dalla polizia a Mestre, arrestato anche uno spacciatore di eroina in zona Bissuola. E di un tunisino sorpreso con 17 grammi di eroina, confezionata in 8 dosi, pronte ad essere spacciate, il primo arresto dell'anno della polizia a Mestre. Già noto per numerosi precedenti in materia di spaccio, è stato individuato dopo una serie di appostamenti in zona Bissuola. Gli investigatori del commissariato di Mestre sono anche riusciti a individuare un gruppo di rapinatori che imperversavano a Mestre, in zona stazione e lungo Corso del Popolo, che aggredivano i passanti, talvolta armati di taglierini o altri oggetti taglienti. Tutti gli 8 rapinatori, apparentemente senza punti di contatto tra loro, agivano con lo stesso modus operandi, avvicinando le vittime con una scusa per poi sottrargli con la forza o con le minacce il telefono cellulare o piccole somme di denaro. Il secondo arresto per spaccio da parte della polizia locale nella zona della stazione di Mestre nella prima settimana del nuovo anno. Ad essere fermato un 24enne sorpreso a cedere una dose di cocaina e una di eroina di tipo gialla a 2 tossicodipendenti. I 2 sono stati sanzionati con una multa di 400 euro e un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. Attacco informatico ai siti del Carnevale di Venezia e a quello dedicato alla programmazione per i festeggiamenti dei 1600 anni di Venezia. I pirati informatici hanno anche avanzato la richiesta di un ipotetico riscatto in Bitcoin, ma non è stato pagato nulla. La polizia postale è sulle tracce dei responsabili. Non bastasse l'incertezza su come tra circa un mese verrà organizzato il prossimo Carnevale di Venezia, alla luce sicuramente dell'andamento dell'epidemia, giovedì, la sera dell'Epifania, i profili Twitter del Carnevale di Venezia e anche quello dedicato ai festeggiamenti per i 1600 anni di Venezia hanno subito un vero e proprio attacco informatico da parte di pirati della rete. La società Vera che li gestisce ha immediatamente segnalato l'episodio alla polizia postale e all'autorità giudiziaria. I sabotatori hanno anche avanzato, non è dato sapere se per spirito di goliardia oppure animati da intenzioni più serie, la richiesta di un ipotetico riscatto in Bitcoin, la moneta elettronica. Intanto l'account di Venezia 1600 è stato momentaneamente disattivato, mentre quello dedicato al Carnevale è ancora in linea ma con pochi post visibili per la necessità di un intervento accurato di sistemazione. In queste ore abbiamo avuto un attacco hacker sul profilo Twitter del Carnevale di Venezia, sul profilo ufficiale. Ovviamente in questi casi vengono avviate subito delle operazioni per il blocco del profilo e per il ripristino della situazione vengono fatte le denunce postali. Sul Carnevale, però, Venezia non molla.
In queste ore stiamo progettando insieme al Comune di Venezia, alle forze dell'ordine e alla USL. Ovviamente dobbiamo tener conto dell'evoluzione pandemica e costruire una manifestazione che sia compatibile con le attuali restrizioni. Pensiamo a una manifestazione diffusa sul territorio con piccole attrazioni, ma ovviamente è un quadro in continuo divenire. Per stasera ci fermiamo qui con le notizie da Venezia e provincia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave, contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati al Meteo. Il weekend inizia in compagnia di un tempo stabile sul nostro territorio, dove sarà l'alta pressione a prevalere. Vediamo il dettaglio di sabato 8 gennaio. Sul Veneto bel tempo, la grafica ce lo mostra, sarà una giornata asciutta e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per il passaggio di nubi alte, precipitazioni assenti. Temperature in ulteriore lieve calo, minime sotto zero un po' dappertutto, massime comprese invece tra i 3 e i 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario, tanto sole dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà limpido o con poche nubi sparse. Temperature minime anche qui sotto zero dappertutto, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, qualche addensamento ci sarà ma del tutto innocuo, per il resto ampio soleggiamento. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave, contattaci per un preventivo gratuito.